amici. Bentornati al nostro TG. Bene, vi starete chiedendo dove siamo finiti. Ebbene, questa è una delle novità di quest'anno e il nostro studio sarà itinerante. Sei itinerante, sempre fatto bene con la mente. Ogni volta registreremo da uno studio diverso. Oggi ci troviamo nello studio della redazione di Giammoro. Bentrovati cari colleghi, fatevi un applauso. Benvenuti cari colleghi. È un piacere avervi qui nella nostra redazione. Il piacere è nostro. Bene cari colleghi, ma adesso che le dite di iniziare con le nuove notizie? Sì, cominciamo. Oggi si raddoppia. Ecco a voi le veline. La Meloni questa settimana è stata in Brasile. La nostra premier questa settimana è volata a Rio de Janeiro per il G20. Tanti sono i temi trattati dai grandi della terra, dalla fame alla povertà, all'ambiente, alla guerra. Oh, avete parlato da quanto su una cosa? Scusate, mi viene una domanda, ma la Meloni lo sa parlare il brasiliano? Giorgia, lo sa o non lo sa? Ma certo che lo so, chi ci vuole? Un brasiliano, è come si dice. Ma che dici, Mimma? Ti dico che è facile, basta aggiungere au ad ogni parola. Per esempio, manciao, annao, puttao, cagao. Bravo! Parliamo di un tema molto importante. Si avvicina il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono sempre troppi i casi di violenza, di femminicidi contro le donne. No, non se ne può più. Sono troppo le donne umiliate e mortificate. Anche quest'anno, anche noi abbiamo voluto portare un messaggio contro la violenza sulle donne. E lo abbiamo fatto realizzando un piccolo cortometraggio intitolato Un altro modo. Perché c'è sempre un altro modo. Cari uomini, come sarebbe il mondo senza le invenzioni delle donne?
Uomini, da sempre le donne hanno migliorato il vostro quotidiano. Perché maltrattarli? Uomini, siate bravi inventori. Inventate un altro modo per sentirvi all'altezza. Per combattere le vostre frustrazioni. Per affermare la vostra personalità. Per chiudere una relazione. Per accettare la fine di una relazione. Per colmare i vostri vuoti. Per alzare la vostra autostima. Per affrontare le vostre paure. Per affermare la vostra forza. Inventatevi un altro modo. Perché c'è sempre un altro modo. Stop alla violenza sulle donne! Stop alla violenza sulle donne! Stop alla violenza contro le donne! E adesso chiamiamo le nostre veline. Parliamo dell'evento che si è tenuto qualche giorno fa a Santa Lucia del Mela. Eh sì, perché il club della Juventus di Santa Lucia del Mela ha festeggiato i suoi 40 anni. E per l'occasione si è tenuta una grande festa organizzata dal presidente Benedetto Perulla. Ospite d'onore Michel Platini. Leroy, Leroy, Leroy. A condurre la serata è stata la brevissima, bellissima Monica Perdini, conduttrice di Pressing. La cara collega Monica si è tenuta a mandarci un messaggio.
e il liceo TV l'ha filmato. Guardiamolo insieme. Una buona serata a tutti voi e ben trovati a questo nuovo appuntamento in nostra compagnia, come di consueto, ecco con una nuova edizione del nostro telegiornale. Ma sto scherzando, non i giornalisti, i protagonisti siete voi, non certamente io, però vi posso rubare la scena per pochi istanti perché ci terrei tanto a lanciare io la prossima rubrica, per cui nuova rubrica! Carissime amiche e carissimi amici del TG dei nonni, sono tre vittorie consecutive per la SD San Piediceto di mister Tindaro Tavilla, dopo aver espugnato il campo della Virtus Messina. Dopo la vittoria in casa per 4-2 contro il Saponarese è arrivato il terzo successo di fila in quelli di Rometta allo stadio La Pinetina. San Piediceto ha battuto la Virtus Rometta per 1-0. Gol di Ivan De Salvo, sempre più capocannoniere della squadra, e ha realizzato il gol all'83esimo che è valso la vittoria per il San Piediceto. San Piediceto che con questa vittoria ha 11 punti in classifica, ora è una situazione di classifica medio-alta che proietta San Piediceto verso le zone playoff, però non diciamo niente. Andiamo di piedi per terra perché già domenica c'è una partita molto difficile. Si ritorna a giocare in casa alle ore 14:30 contro la Robur Letoianni, altra partita in cui invitiamo ad andare tutti al campo sportivo perché il Samperi ha bisogno dell'aiuto e del sostenimento di tutti. Sosteniamo il Samperi, se ho sbagliato non ci fa nulla. Sono stati mia moglie, l'amabile moglie mia, ride non ci fa nulla. Appuntamento domenica alle ore 14:30 a San Piediceto, campo sportivo comunale, ASD San Piediceto, Robur Letoianni. A conclusione di questa mia breve intromissione del TG dei nonni, devo segnalare una cosa che va scritta a carattere cubitale, una notizia che andrebbe riportata veramente a carattere non cubitale, ma ancora di più. Nonostante la sconfitta, la Virtus Rometta ha organizzato il terzo tempo a fine partita. Che cos'è il terzo tempo? Il terzo tempo si usa generalmente farlo nel rugby, invece questa volta la Virtus Rometta, in senso di ospitalità, ha offerto focaccia, birre e tante altre cibarie ai giocatori del San Piediceto, quindi alla fine c'è stata una festa fra la Virtus Rometta e l'SD San Piediceto. Complimenti alla Virtus Rometta, complimenti al grande Tonino Saia, al maestro Cinzio Saia e a tutti gli amici di Rometta per questa iniziativa che sicuramente poi verrà ricambiata a San Piediceto. Questo è il vero sport. Da Giuseppe Ruggeri e Antonina Mabbe che fanno le riprese, un rispettoso saluto a tutti gli amici del TG dei nonni. Baci, bacini, bacione, freddo, occhio pesati. Ciao! E allora, cari amici, è il momento di salutare. Aspetta, ti sei dimenticato una cosa. Oggi fa il compleanno la nostra carissima Antonina. Facciamo degli auguri! Auguri! Continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Liceo TV. Ricordatevi di mettere like. Ricordate di commentare e di condividere, mi raccomando. Più siamo e più siamo.